Buongiorno e buona domenica amici di Sportissimi, un saluto da Marco Gendoso per commentarvi la 19ª giornata del campionato giovanissimi Elite Under 15 che vede affrontarsi Accademia Palermo Calcio e Ciaculli. Partiamo dagli ospiti oggi perché i fratelli di casa ancora non sono arrivati in campo e dunque è giusto iniziare con chi invece già è all'interno del terreno di gioco, perché Ciaculli Calcio al momento è all'8° posto in classifica con 20 punti, sono 26 i gol fatti, 38 quelli subiti. Una formazione che, come dicevamo, si trova all'8° posto, però il numero 8 è un numero abbastanza ricorrente in quanto è anche l'8ª migliore difesa e l'8º miglior attacco, dunque dei dati che un po' ricordano sempre questo numero 8 oggi, che invece è anche il capitano Francesco Mantegna, chissà che sia un caso o no. Nel frattempo lo vediamo con la fascia da capitano, l'altro capitano oggi è Ganci con la solita maglia numero 4 per Samuele Ganci, dunque non è Scarcella. Sappiamo infatti come i due calciatori si dividano la fascia da capitano, una partita Ganci, una partita Scarcella. Oggi è il turno proprio del numero 4 che si schiererà chiaramente come vertice basso a centrocampo. Il resto della formazione è un po' la solita di Mister Santa Lucia, molto offensiva, con in porta Inserillo, abbiamo a destra Cicuta, a sinistra giocherà sempre Felice, centrale la coppia ormai assodata di questo campionato, Saladino e Scarcella, che tanto bene hanno fatto, e anche per loro chiaramente il motivo per il quale l'Accademia Palermo Calcio ha subito soltanto 25 gol in questo campionato. Poi a completare il centrocampo vediamo, come abbiamo già detto, Ganci come vertice basso, mezzala a destra e mezzala a sinistra troveremo la Monica e Baione, lì davanti invece il tridente ormai consolidato da tante partite con Maniaci, Pace e infine a completare chiaramente sotto Gabriele Mazzola, che forse è un po' chiamato al gol oggi. Sono soltanto 3 le sue marcature dall'inizio stagione per un attaccante che comunque lavora sempre tanto per la squadra, tante sponde, grande lavoro sporco, però forse il gol è qualcosa che gli manca ancora. E 3 gol non sono un dato esaltante, soprattutto per la qualità del giocatore. Tanto entrano le due squadre, vanno verso il cerchio del centrocampo, maglia rossa per il Ciaculli, blu invece per l'Accademia Palermo Calcio, che oggi vanta dei numeri un po', possiamo chiamarli strani, però strani chiaramente non sono. Vediamo infatti Scarcella con la 18, 17 Pace, 19 Maniaci, mancano i numeri classici, mancano infatti il numero, abbiamo, no, il numero 10 c'è, manca il numero 11 ad esempio, che solitamente viene indossato da Pace. Tanto gli applausi da parte del pubblico presente, che come sempre incita la formazione di casa. Anche una buona risposta del pubblico ospite. Nel frattempo il direttore di gara si sta facendo decidere chi partirà dal primo per quanto riguarda chiaramente il possesso palla, se la squadra capitanata da Ganci o se quella capitanata da Mantegna. Nel frattempo le due squadre vanno anche dalle panchine. Nel frattempo noi vi mostriamo il nostro scoreboard e poi vi ricordiamo come sempre che il cronometro partirà all'istante in cui ci sarà il primo pallone giocato e dunque bisogna aspettare ancora un pochino. Adesso manca soltanto il classico circle time da parte dell'Accademia Palermo Calcio, con il mister Santa Lucia che caricherà i suoi giocatori e infatti sta dando le ultimissime impostazioni tattiche, con Inserillo che abbraccia tutti i compagni. Arriva anche di parte della dirigenza, c'è il signor Ganci, abbiamo anche Leonardo Mazzola, preparato l'atletico. D'altra parte invece il signor Maurizio Felice, che però sarà il guardalinee in questo caso. Nel frattempo anche il Ciaculli si carica con il circle time e poi la carica da parte del pubblico di casa. Adesso vediamo chi batterà per primo, se l'Academy o se invece il Ciaculli. Sembrerebbe il Ciaculli, infatti vediamo subito sul punto di battuta Simone Bonanno con la maglia numero 9, si allontana però forse, che lascia al compagno. Dunque si comincia con il Ciaculli con la battuta probabilmente verso il dietro e inizia anche la sfida con questo primo pallone toccato e subito contrastato da Mazzola, che è un po' quasi a confermare ciò che stavamo dicendo all'inizio, un giocatore che lavora tanto per la squadra, intanto cerca di allontanare la sfera alla difesa, tocca Maniaci, poi la Monica sbaglia il passaggio all'indietro, era verso Ganci, non perfetto, poi Saladino di testa, Ganci si concede anche un sombrero, subito ritmi abbastanza alti nei primi 20 secondi di gara, con le squadre che hanno però già fatto degli errori dal punto di vista tecnico. Questa potrebbe essere una chiave
intanto Mazzola vuole autolanciarsi, viene chiuso, poi spallata contro il difensore e poi riesce ad avere anche la peggio, poi palla che viene messa dentro e Peri in anticipo va in presa, anticipa anche l'arrivo di Maniaci, subito palla direttamente sul terzino con Testa che si appoggia sul compagno, poi prova a spizzarla, non riesce, dunque rimessa con Cikuta con le mani. Si avvicina la Monica, poi si allontana, adesso si riavvicina nuovamente. Cikuta, la Monica, rimessa non perfetta. Ganci, alza la testa, prova il lancio verso Baglione, allontana invece la difesa formata da Danna e Giordano. Rilancio di Mantegna, cercare la velocità di Bonanno che è più veloce di Saladino e di Cikuta. Tiene il pallone, poi lotta Saladino, non lo vuole fare passare, poi guadagna probabilmente anche il calcio d'angolo, infatti è così. Dunque corner per la squadra del Ciaculli che si affaccia in avanti con questo cross probabilmente di Testa. Salgono un po' tutti, vediamo Bruno. Nel frattempo Mazzola dovrebbe aver preso un colpo, forse al polso, se non abbiamo capito male. Nel frattempo Mania ci sta avvicinando verso la difesa. Calcio d'angolo di Testa, buona qui la sua battuta con Inzerillo che allontana. E tutta la sicurezza del portiere di uscire, di non avere paura di lasciare la porta sguarnita. E ha smalasciato molto bene. Poi Danna. Nel frattempo gioco fermo perché la palla era già terminata in out, dunque sarà rimessa con le mani. Andrà Corsale con le mani, Danna un po' più lontano. Anticipato Mantegna, poi palla che viene rigettata dentro, Cikuta di Testa non perfetto il suo aggancio, poi Mantegna, allontana Scarcella, allunga poi Ganci, Bruno allarga il gioco dalle parti di Baiamonte che però deve anche fermarsi in quanto il campo è già terminato con Felice che gli ha tagliato la strada. Anticipato Pace, sarà rimessa con le mani Felice, buona la sua rimessa, Mazzola vuole girarsi, fare scattare i suoi compagni, non riesce, spalla la porta a Bonanno, vede anche l'inserimento dei compagni, poi Scarcella chiude 2 volte, 3 volte controlla questo pallone, poi con l'esterno si appoggia, la Monica viene pressata a centrocampo, vuole girarsi, la Monica rischia tanto, poi una magliettina si allarga, ma tutto che per il diritto di gara. Mazzola può allargare il gioco, lo fa adesso. Pace la controlla, intanto la rigore. Pace viene fermata all'ultimo, poi palla che viene rimpallata. Baglione la controlla, poi cerca la conclusione, viene fermato. Maniaci di prima, qui forse poteva anche calciare col mancino, non se l'è sentita. Baglione con il fisico ruba il pallone a Baiamonte, poi prova anche il tunnel, gli riesce 2 volte. Rimpallo che non lo favorisce, e dunque Mantegna. C'è l'inserimento di Bonanno, che infatti va incontro alla palla con il tacco in riserve, poi Saladino invece decide di allontanare questo pallone senza badare allo stile, lo getta lontano, più lontano che può, e dunque rimessa per il Ciaculli. Era subito molto interessante con entrambe le squadre che non hanno paura di giocare e anche di provare quella giocata un po' più complicata. L'abbiamo visto infatti con Bonanno, con quel tacco. La Monica prova subito a lanciare il pallone, non riesce, poi Maniaci va in anticipo, buona sua giocata su Testa, poi Cikuta allontana a cercare forse Mazzola, poi Testa tocca Corsale, Pace vuole le dribbling con una bocca Giordano, buona qui la sua giocata 2 volte, poi con la punta riesce a scaricare il pallone. La Monica contro Testa, allarga il gioco, male però questa volta perché Baiamonte lo capisce, va in anticipo, lo insegue Baglione, lo contrasta, però commette anche fallo. Intervento sicuramente non cattivo da parte di Baglione, però forse il diritto di gara ha ravvisato un braccio un po' troppo largo. Credo sia stata questa la chiamata da parte del direttore di gara di oggi. Sarà quindi calcio di punizione. Diciamo quindi la classifica vede all'8° posto il Ciaculli, però al 7° posto c'è proprio la formazione di casa con ben 9 punti di distanza, perché sono 29. Tanto palla viene allungata per Bonanno, poi inserirlo la blocca senza troppi problemi, con Saladino comunque abile a fare buona guardia, diciamo, quindi 29 punti per l'Academy, 20 invece per i Ciaculli, sono 9 punti di distanza, però appena una posizione sopra. Corsale scivola contro Mazzola, poi palla in rimessa laterale sempre per l'Academy con Felice, c'è dietro Ganci ma non lo guarda, va di tente lungo, poi Baiamonte la controlla, Ganci però è davanti, Scarcella non la rinvia bene, Mantegna, Baiamonte la tocca Felice e poi un flipper favorisce Scarcella e adesso Ganci.
La Monica si allarga Cikuta, non viene servito però, Maniaci c'è la sua posizione a parte del terzino, poi Maniaci non serve il compagno, testa è scivolata, invece decide di allontanarsi, si tocca la zona sacrale, forse una botta per lui, di testa poi allontana in anticipo, buona qui la chiusura di Caruso dovrebbe essere. Cikuta rimessa, la Monica allontana ancora Caruso, poi palla che si impenna, testa, la controlla con l'interno, poi Maniaci di testa, salta, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di testa se non abbiamo visto male, invece no perché è stato di Maniaci, sarà dunque rimessa con le mani, con il pallone verrà ribattuto da Domenico. Rimessa con le mani, cercare di testa, scusate il gioco di parole chiaramente, Bonanno Mantegna con l'esterno, si appoggia dalle parti di Baiamonte che può partire in velocità, Mantegna, buona qui la sola giocata, Mantegna in mezzo a due, Mantegna ancora, va verso il terzo, ma non contro Scarcella che invece lo ferma con un contrasto in piedi, poi è rimasto giù nel frattempo lo stesso capitano, ma si continua, Pace di prima per Mazzola, l'anticipo poi puntuale da parte di Caruso. E dunque la coppia centrale formata da Caruso e Corsale con Giordano sulla fascia destra, tanto Pace rientra sul mancino, Giordano poi lo chiude, poi buona la giocata di Pace, aveva fatto un buon dribbling, poi riconquista il pallone, Pace ancora dentro la rigore, cerca Mazzola, la controlla male e dunque non riesce ad agganciare questo ottimo pallone di Pace. Buon inizio per Pace. Ganci, sterzata, si appoggia su Felice che può guardare i compagni in mezzo, cerca le traversone verso Mazzola, poi Baione lotta cercando di guadagnare posizione, poi Bruno invece allontana, palla alle spalle per Mantegna che vuole lanciare come sempre il compagno Bonanno, Cikuta questa volta è nettamente in vantaggio, poi Bonanno qui con un pizzico di astuzia lo porta verso l'esterno, però l'ultimo tocco è comunque il suo. Cikuta, buona rimessa, cercare Mazzola di testa, poi allontana Caruso direttamente però sul collega di reparto, in questo caso Scarcella. Felice, si fa vedere Baione, non lo serve, Pace cerca il velo, non riesce, poi sempre Felice che allunga nuovamente dalle parti di Pace, che cerca il dribbling, la giocata contro Corsale, rientra con forse con un tunnel, poi invece allontana la difesa, ma ancora una volta preda di Felice, Baione. Un po' difensivo Gibaglione. Felice cerca il passaggio, la tocca con la tibia Maniaci, poi la Monica centrale verso Mazzola che va giù, però si continua, tutto ok per il direttore di gara. Poi la Monica conquista con il pallone, va sul sinistro, potrebbe pensare a una conclusione, poi ci ripensa però e non la prova. Felice, Pace di prima, Baione 1-2 e poi Corsale qui con tutta l'esperienza decide di accontentarsi di questo pallone e dunque rimessa dal fondo con Gerlando Peri. Intanto si tocca ancora la zona lomba, la zona sacrale. Il numero 3 testa nella scivolata precedente avrà avuto probabilmente la peggio, poi cerca con il sinistro proprio lo stesso testa, brutto il pallone però di Domenico che forse anche un po' intimorito dalla presenza di Maniaci, ha cercato questo passaggio ma sbagliato in questo caso. Testa, qui buono il contrasto del 3 che guadagna anche la rimessa laterale, anche complimenti da parte del proprio tecnico. Rimessa con le mani Saladino, seguito un po' troppo con le braccia, calcio di punizione, fallo su Bonanno, non è d'accordissimo Saladino però di gara molto convinto, sembra effettivamente anche da qui che avesse un po' sbracciato troppo. Sarà quindi calcio di punizione con Domenico che guadagna qualche centimetro. Va con il sinistro, cercare la sponda di testa, prova a girarsi con il petto Bruno, poi allontana Scarcella, palla lunga e palla soprattutto interrotta in quanto calcio di punizione perché c'è stato un intervento irregolare da parte di Giordano su Pace e quindi gioco fermo. Sarà quindi calcio di punizione con Scarcella che dovrebbe battere lui, infatti Ganci lo serve. Maniche azzurre per Scarcella, maniche nere invece per Saladino. Cikuta, c'è la Monica, non lo serve, Mazzola di prima, Maniaci giocano benissimo i due adesso, Mazzola
vuole la fascia destra, se lo ottiene, poi cerca il traversone in mezzo, scivolata perfetta di Caruso, palla in calcio d'angolo, però si sta accendendo anche Mazzola. Sarà rimessa laterale, dunque non è calcio d'angolo, con Cikuta che va con le mani, cerca Maniaci, palla di ritorno, poi Mazzola la controlla solo per un istante, arriva l'anticipo, parte di poi il pallone si è perso, dunque rimessa con le mani ancora una volta. Cercano di dialogare i due sulla fascia, ma non riescono. Dunque Cikuta sempre con le mani, questa volta va a lungo, la Monica lascia scorrere, poi la tocca invece Caruso. Bonanno vuole autolanciarsi sull'out di sinistra, ci riesce perché è molto veloce, Scarcella poi perfetto, perché riesce a fare sbattere il pallone anche sul corpo del numero 9. Poi va a chiedere subito le condizioni. Bel gesto di sportività. Nel frattempo Mazzola sta rientrando con calma verso il campo, o meglio verso la zona difensiva, era chiaramente in campo. Domenico di testa, poi ganci, svetta in alto ma non riesce a agganciare, Baione, Scarcella, allarga bene dalle parti di Pace, che come sempre fa questo solito movimento un po' come un elastico, va prima incontro, poi in realtà lascia scorrere. Questa volta infatti commette fallo Giordano e dunque calcio di punizione per l'H di Palermo Calcio, che guadagna qualche metro anche per farsi ritrovare lì davanti. Andrà Saladino sul punto di battuta, ci immaginiamo una battuta lunga, vediamo, infatti fa così Saladino, Baioni di testa, la allunga per un istante, palla che rimane lì, Pace cerca il tiro, viene allontanato però da Corsale, che poi spazza più lontano che può, direttamente però dalle parti di Scarcella, che la controlla, perde tanti tempi di gioco, poi rilancia in avanti a cercare Maniaci, ottimo quel suo pallone, poi cerca la sponda, ma il gioco è fermo in quanto c'è una posizione di fuorigioco da parte del direttore di gara, che ha ravvisato una irregolarità, in questo caso nella posizione di Maniaci, e quindi mister Sant'Olucia non è d'accordo con la decisione del direttore di gara, dice che è partito da dietro. Tanto qui sbaglia il passaggio abbastanza facile Domenico, con l'ultimo tocco della difesa del Ciaculi, sarà quindi calcio d'angolo, un brutto errore da parte del difensore che ha regalato il pallone all'Academy, che infatti si è rigettata subito in avanti guadagnando questo calcio piazzato, e quindi dal punto di battuta vediamo Baione che potrebbe crossare, c'è in mezzo sia Saladino che Scarcella, che potrebbero essere due giocatori molto interessanti dal punto di vista aereo. Cross dentro a cercare le sponde in area di rigore, non arriva nessuno, Pace la controlla, poi allontana Baiamonte, cerca di allontanare la sfera anche Giordano ma non riesce, le finte Saladino, magia, poi cerca la conclusione che stava quasi per favorire Baione, non ci è arrivato, forse scivolata, avrebbe potuto fare qualcosa in più, però probabilmente la prospettiva ci ha ingannato. Ciao Pietro! Sarà quindi rimessa dal fondo, minuto 14 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante. 0-0 la sfida tra Accademia Palermo Calcio e Ciaculli, valevole per il campionato giovanissimi Under 15 Elite. Palla lunga di testa a Baiamonte, poi Scarcella la controlla senza problemi, dando centrale, la Monica, buona qui il suo aggancio a seguire, poi si gira anche molto bene, allarga con il mancino, la tocca però Dan, il vice capitano di questa formazione, fa subito partire Baiamonte, contrasto con Felice, poi Pace, adesso i ritmi si alzano un po', Baione in mezzo a due, vuole andare via, va giù, però si continua la direzione di gara, tutto ok, dunque non c'è fallo, Scarcella con il petto, la controlla due volte, poi il rilancio lungo per Mazzola, aggancio delizioso del numero 9, allarga verso Maniaci che la tiene in campo, ci riesce, molto veloce, vuole rientrare, salta netto Domenico, poi palla dietro, la Monica, c'è Mazzola che si fa vedere, Maniaci cerca il tocco verso il compagno, non riesce, poi testa, si dimentica per un attimo il pallone, poi lo riconquista, Mazzola va a 1000 su questo pallone, poi allontana la difesa, pallone che termina fuori, però non tutto, perché non è uscita con Cikuta, che infatti lo rincorre adesso, sembrava potesse uscire,
e invece è uscito il pallone, sembrava di no da qui. Vai su. Cicuta con le mani cerca l'arrivo di Manici, si fa scavalcare però dal pallone, allontana la difesa, poi Saladino sempre molto preciso sui controlli, adesso invece non lo è nel passaggio, con Mazzola che infatti un po' si lamenta. La Monica cerca il passaggio ma non riesce, Maniaci con il mancino, cercare Mazzola di petto, la controlla non bene, allontana Danna direttamente dalle parti di Antonio Felice che la controlla e si appoggia poi sul capitano Ganci che rilancia bene per Maneci, grande qui la sua idea, può arrivare a crossare, cerca anche questo traversone, gli riesce con Peri che blocca senza problemi la pressione di La Monica, a testa va verso l'interno, Bruno vuole girarsi, lo fa bene il lancia, cerca i compagni però vai a Monte, sta partendo però c'era il netto vantaggio Felice, è un giocatore che solitamente non sbaglia quasi mai, molto pulito nelle sue esecuzioni. Baglione, Pace, mezza a due, riesce a passare, poi il dribbling riesce anche a servire Baglione, poi Felice di testa, l'anticipo di Corsale. Ovviamente la giocata del 10 che cambia gioco verso Pace, la controlla a testa ma non è precisissimo, poi con un contrasto riesce a guadagnare il pallone, si gira molto bene qui Bruno, che poi vede il taglio del compagno in ritardo però, Cicuta perfetto qui nella sua esecuzione, vede Mazzola che parte in posizione regolare, si appoggia verso Maniaci, viene anticipato, poi Mazzola ancora favorisce il tiro, Mazzola viene fermato, forse sul più bello, dovrebbe essere calcio d'angolo, però non è per il diritto di gara. Dunque rimessa dal fondo, sembra potesse esserci in realtà l'ultimo tocco da parte della difesa, ma così non è stato. Una buona giocata con Mazzola che aveva cercato di inserirsi sull'out di destra, poi è stato un po' sfortunato perché non è riuscito a calciare, preferendo invece qualche metro in più. Intanto sbaglia ancora la difesa, qualche errore di troppo per il Ciaculi in fase di impostazione, regalando questo possesso a Cicuta che con le mani cerca i compagni, trova però la testa di Domenico. Dal punto di vista fisico sta facendo una grande gara, però forse qualcosa da farsi perdonare nell'impostazione. Cicuta cerca ancora il cross in mezzo, allontana poi la difesa con Giordano, Maniaci, Mazzola, la contra di rigore, Mazzola, scivolata provvidenziale, poi la difesa si riparte con Danna in avanti, Saladino di testa, poi testa, la controlla molto bene destra e sinistra, adesso si autolancia il numero 3, uno dei migliori della sua squadra, poi Bonan è molto largo, vuole rientrare, poi sulla posizione di testa che si allarga un po' troppo, poi si dispera con la sua stessa giocata perché ha capito che forse doveva rientrare, non cercare il fondo, errore da parte di testa, però è uno dei più propositivi in avanti e lo dimostra anche in questa azione. Cicuta, l'anticipo di Bruno sulla Monica, poi con l'esterno provato ad appoggiarsi, Saladino riesce a saltare la marcatura, poi c'è anche il passaggio, testa non è dello stesso avviso. Il mister Santa Lucia a dire qualcosa infatti ai suoi ragazzi, con Saladino sul punto di battuta, tante rimesse battute da parte sua, si gioca tanto sulla destra, un po' meno sulla sinistra, con Pace e Felice poco cercati quest'oggi, anche se in realtà Pace è stato uno dei più attivi negli ultimi metri, però si gioca poco su quelle fasce. Sarà rimessa ancora dalle parti di Cicuta con Domenico che l'ha messa in rimessa a terra, ha avuto 19 intanto di gioco, 0-0 il risultato. Qui sbaglia l'aggancio, anzi l'appoggio, Maniaci, un pallone nuovamente sul compagno, non è preciso, fa la regata di fatti al Ciaculli. Domenico, Cicuta salta, Bonanno, tutto ok, poi si tocca la zona lombare, ma si continua per il dietro di gara, adesso ci sarà il pallone gettato fuori. No, si continua, Felice, Pace, va incontro, la controlla, poi si appoggia nuovamente sul compagno, di punta, Baglione, gioca di prima adesso l'Academy, Ganci alza la testa, la Monica, c'è la salita di Cicuta, però non viene servito, Saladino guarda tutt'altra parte, adesso invece va dalla Monica, ecco Ganci che può allargare il gioco, lo fa adesso, Cicuta, c'è largo Maniaci, cerca invece il traversone in mezzo per Baglione che si gira, e non era una brutta idea questa, aveva provato senza paura questa volée, aveva anche impattata bene in realtà,
Poi il pallone termina fuori anche di qualche metro, però buona azione. Caruso si complica un po' la vita, Baglione lo pressa, anzi Mazzola lo pressa commettendo fallo. Qualche dubbio forse su questa chiamata, perché Mazzola è un giocatore che presta tanto, ma solitamente riesce anche a rubare il pallone, questa volta lo fa in maniera irregolare, però forse c'è stato anche un piccolo sgambetto, chissà. La Monica intanto riesce ad arginare l'avanzata di Bruno, poi Maniaci sbaglia il passaggio, Danna sta giocando lui davanti alla difesa, poi Testa, perfetto nel suo dribbling, salta nettamente la Monica, adesso sfida in velocità Maniaci, va a rientrare, ma Maniaci non è lo stesso avviso, poi allontana la palla, Mazzola con il petto, vuole il taglio di compagni, trova la Monica che si gira in mezzo a due, perde forse un tempo di gioco, Maniaci prova con il mancino l'invocata, Domenico non è dello stesso avviso, lo ferma e palla poi in rimessa laterale con Cikuta che adesso batterà la rimessa. La Monica vuole girarsi con la coscia, lo fa adesso guadagnando anche un calcio di punizione e soprattutto l'Academy guadagna qualche metro in più perché non fa mai male chiaramente. Con Cikuta che batterà questo calcio di punizione. Nel frattempo Mantegna si mette davanti il pallone un po' in ombra, in realtà il capitano era anche partito bene, poi qualcosa però non ha funzionato probabilmente, perché Ciculli dopo un primo momento di partita a viso aperto adesso sta un po' più pensando alla difesa. Cikuta va a lungo a cercare il secondo palo, forse un po' troppo, allontana invece la difesa con Mantegna che può arrivare sul pallone, ci arriva però in anticipo Felice, palla che rimane lì, Mazzola la controlla in mezzo a due, la Monica proprio con il sinistro, nel respinto poi dalla difesa, si continua con passaggio dietro, con Danna, adesso Mantegna anticipato, la Monica proprio il tiro da fuori, Danna riesce a fermarlo, poi la Monica ancora per Baglione, vuole girarsi destra e sinistro, palla sulla suola, quasi fosse calcio a 5 per Baglione che va giù, ma si continua, nessun calcio di punizione, ancora una volta va giù Baglione ma non è stato sanzionato nulla, è stato totalmente scivolato il numero 10, Felice cerca l'imbucata verso Mazzola, palla che non passa, minuto 23 di gioco. Siamo ormai entrati nella seconda metà del primo tempo. Ricordiamo 35 minuti di gioco. Primo tempo, 35 al secondo. Gara però ancora di 0-0 con l'Academy che sta un po' faticando quest'oggi, complice chiaramente questa difesa a 5 con Corsale, Domenico e Giordano come centrale, anzi Caruso come centrale, invece Giordano gioca come terzino destro, Testa invece come terzino sinistro, però bisogna dire come Testa in fase di attacco, toccatelo giallo nel frattempo per Buonanno, dicevamo quindi come Testa stia giocando come in realtà esterno di sinistra, terzino sinistro, però in realtà in fase di attacco gioca quasi come mezzala, con Danna che si stringe un po', lui invece si allarga. Questo chiaramente è un'impostazione tattica molto intelligente perché riesce anche ad evitare delle marcature e anche un po' quella prevedibilità che alle volte c'è. Quest'oggi Ciaculli non è prevedibile, proprio grazie alla posizione di Testa che sta attaccando tanto. D'altra parte invece non si può dire lo stesso di Giordano che tende maggiormente a difendere su quel lato di destra, ma si gioca più a sinistra, quindi ci sta. Tanto Baglione va in mezzo, palla che rimane lì con Saladino e Peri invece blocca questo pallone docile, poi fa subito ripartire proprio Testa che non ci arriva in anticipo Ganci di Testa, Maniaci ancora Ganci, palla di ritorno per Maniaci che viene tagliato però fuori da Giordano che mette anche, anzi da Domenico, chiedo scusa, che mette anche il pallone fuori. Questa sfida tra numeri 19, entrambi titolari, un po' insolito per i numeri, ma oggi così. Si parte dunque in avanti per l'Academy con Cikuta, la Monica si gira, trova anche il traversone Baglione e poi la blocca in due tempi per una volta ci aveva provato senza agganciare il pallone ma direttamente andando verso la porta, palla però bloccata.
Bonanno la controlla con il fisico, Saladino non riesce a fermarlo, si appoggia adesso Mantegna, conclusione da fuori. Inserillo molto tranquillo, fa anche un saltello, battezzando già la sfera fuori. Una buona conclusione da parte di Mantegna, forse non il tiro in realtà buono, però l'esecuzione, perché si era girato in un istante saltando l'uomo e calciando dritto verso la porta. La palla si è impennata anche di tanto, però comunque la giocata rimane da parte di Mantegna, che ha iniziato molto bene la sua partita, poi si è un po' spento in realtà, complice chiaramente il gioco maggiore dell'Academy. Cikuta, palla nuovamente su Inserillo, dopo un rilancio non ottimale, poi di testa la tocca Mantegna, adesso cerca di salire in pressione il Ciaculli con Baiamonte, Bruno, nuovamente Baiamonte di prima, la giocata con Mantegna, taglia la strada a Scarcella che poi rischia un po' portandosela avanti, però rimessa la terra. Siamo quasi per arrivare al minuto 27 di gioco, intanto Felice sbaglia la rimessa anche lui, Baiamonte, Mantegna, adesso Danna allarga al centro dalle parti di Bonanno, poi un rimpallo su Mantegna, Saladino allontana la sfera senza guardare allo stile Domenico per testa, Maniece ancora una volta provvidenziale, gara eccezionale per il 19, poi Mazzola prova il lancio, ha chiesto un po' troppo questa volta Mazzola, che poteva sicuramente giocarla meglio sui compagni vicini. Danna alza la testa, prova il rilancio verso Bonanno che la controlla con la testa, poi può anche calciare Bonanno, buca l'intervento, ma non Inserillo che riesce a toccarla quel poco che basta per allontanare la sfera e dunque si fa vedere anche il Ciaculino avanti. Adesso un momento negativo, una piccola deflessione per l'Accademia Palermo Calcio, che dopo aver tenuto bene il campo per 27 minuti adesso forse sta un po' subendo la stanchezza, con il Ciaculli che si fa vedere in avanti. Questa azione di Bonanno effettivamente certifica ciò che stiamo dicendo. Mantegna, poi Maniaci sempre ottimo in fase di ripiegamento, Mazzola, aggancio perfetto, poi la controlla male, testa con il destro, deviazione, Inserillo va direttamente a bloccare il pallone, poi guarda i compagni, sia Scarcella che Sadio sono girati, non lo guardano e infatti lui decide di andare saggiamente lungo. Maniaci, Mazzola la porta in avanti, poi cerca il controllo con Caruso che però ha un braccio un po' troppo largo, calcio di punizione, sale quindi l'Academy. Minuto 28 di gioco, 0-0 il risultato, con il Baglioni che si va a prendere questo pallone. È difficile ipotizzare un tiro, però uno come Baglione ci ha fatto vedere più volte che da calcio piazzato può essere una soluzione più che valida. Tanti legni questa stagione, un po' di sfortuna. Baglione cerca il traversone in mezzo per Scarcella, palla che viene allontanata, poi Baiamonte la controlla, adesso Pace non lo insegue, un po' in ombra anche Pace adesso, però riesce con scaltrezza a fare sbattere il pallone proprio sul 13, quindi Felice va verso Mazzola, sempre spalla alla porta, Felice finte, destro-sinistro, riesce a passare, buona qui la sua giocata, va sul fondo, può crossare, viene fermato però in questo caso da Giordano, anzi invece sì, da Giordano, dunque giusto, numero 6 Giordano. Baglione, Felice rientra, poi cerca il terzone con il destro, non è preciso come con il sinistro, però trova una rimessa, anticipo di Giordano netto su Mazzola che poi allunga nuovamente pallone lungo con Scarcella che si accontenta di lasciarla andare fuori, poi lascia il possesso a Felice. Sarà dunque rimessa laterale minuto 29 e 30 secondi, stiamo per entrare al 30° minuto, poi mancano 5 minuti. Non ci immaginiamo un recupero cospicuo, non ci sono state delle interruzioni, forse un minuto per qualche situazione di gioco, ma sicuramente non ci sono state delle pause. Intanto sbaglia il pallone, adesso testa, si autolancia sulla fascia, poi rientra, anche perché pressato da Maniaci, rimpallo sempre dello stesso 19 con la Monica che però sbaglia il passaggio, ma riesce comunque a servire Baglione che non vince il rimpallo, poi Baiamonte, Danna, adesso alza la testa anche lui, Bonanno la controlla in mezzo a due, poi Ganci, perfetto in questa fase di interdizione ad aiutare la difesa, la Monica allarga, forse un po' troppo per Pace, che riesce comunque ad appoggiarsi sul compagno, ma trova il piede di Baiamonte e dunque palla in rimessa laterale.
Mazzola prova a controllarlo, forse commette anche fallo. Si continua, ganci, palla che si impenna. Adesso arriva in vantaggio Bruno. Lascia libero verso Scarcella, si chiedeva anche un calcio di punizione, forse ci poteva anche stare. Gara però fatto continuare. La Monica intanto lancia per Pace, viene chiuso all'ottimo intervento da parte di Giordano che sta concedendo veramente poco su quella fascia. Baglione, Corsale trova nuovamente il modo di mettersi davanti, poi Pace di testa Bruno allontana. In anticipo c'è Danna, poi Mazzola da dietro ancora una volta molto utile, scambia con la Monica, va sul sinistro, può calciare, imbucata, Baglione controlla con la suola, palla che rimane lì, allontana la difesa ospite che esce benissimo a testa alta e petto all'infuori. Danna rallenta la sua giocata, Bonanno in anticipo su Scarcella, cerca il tocco verso Mantegna, non riesce, Maniaci in anticipo, va giù, scontro con Danna. Danna dice di non aver commesso fallo, Maniaci invece si tocca la gamba, sicuramente c'è stato un contrasto non cattivo, chiaramente. Minuto 31, gioco fermo, ma adesso si rientra e si ritorna dunque in campo con Saladino. Il pallone viene restituito infatti al centrale, che gioca dalle parti di Felice, si gioca anche sull'alto di sinistra, si è giocato tanto invece sulla destra con l'asse Cicuta Maniaci. Infatti una buona gara per entrambi, soprattutto Maniaci oggi sembra veramente essere in partita. Pace cerca il passaggio, allontana invece la difesa, palla impennata, Bruno di testa con Baglione, poi Danna la controlla, Baglione ancora una volta a rubare questo pallone, Mazzola viene fermato. Adesso un gioco un po' all'inglese da parte del direttore di gara, che comunque ha deciso questo metro fin dall'inizio e sta facendo anche effettivamente una grande gara. Il gioco non è mai spezzettato, si gioca sempre, tanti contrasti, non abbiamo visto molti falli, ma tanti contrasti decisi. Cicuta va incontro, la tocca per poco che basta, Maniaci scarica dietro su Cicuta, adesso la Monica che chiama anche l'uomo che stava arrivando, sempre Maniaci, Cicuta, palla al centro, Mazzola vuole girarsi, la controlla, poi scivola da solo, Mantegna vuole il compagno, doppio passo, cerca la giocata con il tacco, gli riesce, Bonanno si sovrappone adesso numero 8, poi Scarcella arriva in anticipo saltando tutti, Baglione, palla di ritorno ancora verso Scarcella che guarda i compagni, male perché Mazzola sta mandando verso la sinistra con un taglio da destra verso sinistra, invece Scarcella lo ha servito sulla destra, non ha visto il taglio del compagno e dunque palla regalata direttamente a Peri. Peri va lunghissimo, cercare la testa di Mantegna, Scarcella la meglio, poi Bruno, ancora una volta palla regalata all'Academy, tanti errori adesso in questo momento di imprecisione, inserirlo. Testa a Baglione, poi Corsale l'allunga, la controlla Baiamonte, adesso Dan, cerca centrale Bonanno, sempre palloni su di lui, la difende molto bene, poi Saladino lo contrasta, Baiamonte va verso il centro, si appoggia con il compagno, traversone dentro, colpo di testa! Il vantaggio del Ciaculli con Bonanno che svetta in alto, la prende benissimo e al 34esimo porta in vantaggio i suoi, 0-1 il risultato. Un traversone perfetto che partiva dalla fascia destra, poi questo stacco di testa di Bonanno che ha avuto la meglio, dovrebbe essere stato su Saladino se non abbiamo visto male. Questo stacco di testa è andato veramente molto bene in alto, questo ha avuto 34 e 25 secondi il vantaggio. Questa è una doccia freddissima per l'Academy che però dovrà pensare di andare anche all'intervallo, forse con la mentalità di riprendersi, perché non è una gara positiva al momento per i padroni di casa. Cicuta spaia qui l'aggancio, c'è un po' di confusione, liscia qui Domenico rischiando tanto, poi Mazzola il rimpallo con Peri, palla che rimane lì, Mazzola lo insegue e gli ruba anche il pallone, poi rientra Mazzola, poi lo scontro con la difesa, rimane lì, Baglione calcia, Peri la prende con Mazzola che si infuria tantissimo col direttore di gara, rischiando anche qualcosa. Tanto saranno 2 minuti di recupero, però Mazzola qui ha fatto una grande giocata perché aveva rubato il pallone, poi il contrasto molto duro col difensore sembrava sul pallone da qui.
Tanto Peri guadagna diversi secondi, forse anche un po' troppo. Testa Bonanno, sempre molto utile. Baglione la controlla, poi manege di testa Domenico, quasi stile Kung Fu. Bruno Mantegna, prova ad allungare il pallone, poi Scarcella allunga dalle parti di Pace, viene anticipato ancora ad un ottimo Giordano che sta concedendo veramente poco su quella fascia. Si gioca, è vero, dall'altra parte di più, però tanto Scarcella è scivolata molto duro. Qui infatti si becca anche il cartellino giallo, intervento su Bruno. Minuto 36, secondo cartellino giallo. Il primo è stato Bonanno per il Sciaculli, adesso invece il secondo è proprio il numero 18 Scarcella, quindi si becca questo cartellino. Adesso è gioco fermo, si è rialzato leggermente claudicante. In realtà la botta non è stata chiaramente delle più tranquille, quindi calcio di punizione. Ormai diciamo che in questo recupero non si è giocato molto, quindi non è difficile pronosticare che si possa continuare anche fino al minuto 38. Vediamo se effettivamente la lotta di gara chiamerà un altro minuto di recupero. Intanto testa con il destro, cross dentro, allontana che sta Scarcella, poi Baglione la controlla per un istante, la Monica, contrasto, testa, sempre Dan spalla alla porta, adesso Baglione si può lanciare con la sua giocata classica, esterno, Mazzola di prima, sbaglia il tocco anche lui. Dunque palla seccicuta, la controlla, non perde tempo, minuto 37. Maniaci cerca il passaggio sulla Monica, palla che viene bucata, poi Mazzola troppo largo e poi fischietto in bocca, duplice fischio e fece il primo tempo con il risultato di 0-1 per il Ciaculli, che l'ha sbloccata con questa girata di testa di Bonanno, ottima, a battere anche un super inserillo. Nel frattempo noi vi salutiamo, ma sempre per qualche istante, perché solo qui su Canale di Sportivi il secondo tempo della sfida. A dopo. La sfida tra Partinico Audace e Marsala. Marsala adesso si è rilanciato quest'anno, che stesso in classifica vuole subito recitare un ruolo da protagonista in questa partita con un gol segnato, anche se fuori gioco. Cascione, Amiri, Fili, viene in appoggio Pulizzi, poteva lavorare di sponda per D'Amico, infatti questa è la giocata ragionata e pensata dal Partinico Audace per uscire dal pressing avversario. Ancora Giorgio Pulizzi, un tacco, esce molto bene la squadra di Benante con Scardini, si butta nello spazio Drago, Scardina a cercare Butera sul secondo palo, c'è anche Daniel Longo pronto per andare, alla fine rimane fermo, è uno schema, batte il colombiano, poi altro tentativo che si spegne sul fondo, il pallone allontanato, Scardina di testa, scrozzo, l'apertura favorevole per Daniel Longo, prova ad accelerare l'ex cinesi, riesce anche a saltare un uomo, poi la verticalizzazione all'indirizzo di Butera, ma non è andata a buon fine la scelta del 7. Adesso pressa forte il Partinico, esce malissimo il Marsala, il pallone arriva sui piedi di Scardina, Pulizzi dal limite, il tocco per Butera, scambi veloci, va giù in aria Pulizzi, dice no il direttore di gara. Ancora una volta Rallo prova il cross, allontana come può Pulizzi, poi prova ad andare Vito Bono, il cross di Genesio, la palla passa, Sapienza e Cascione la tiene lì, grande opportunità per il Marsala, rinvio lunghissimo all'indirizzo di Carovana, ma la difesa del Partinico Audace ha letto bene il tutto, poi Butera lavora di sponda per Longo che apre il gioco da scrozzo, verticalizza nello spazio da Scardina, sembra regolare, Scardina avanza, messo giù e ancora una volta il direttore di gara dice che non c'è nulla. D'Amico, Fili, Amiri, Viscuso, cercare Longo, con il lancio riesce anche a prenderlo Longo, può pensare al tiro da lì, Longo col sinistro, certa veemenza, poi Fili forse ha rischiato qualcosa l'ex Casteldaccio, ma alla fine Scrozzo ripulisce il tutto, apertura all'indirizzo di Longo che cerca di cambiare e ribaltare il fronte, il pallone arriva a Butera, lo mette giù Maranzano, c'è spazio per sfondare il 13, messo giù
Butera in area, fuori gioco. Viscuso va semplice da Fili. Poi Maranzano, Butera prova a restituire il favore, poi arriva il pallone a scrozzo. Cercare Scardina. Buon lavoro del numero 11 che libera un enorme spazio per Scrozzo. Cercato Longo, elude una pressione dell'avversario, ma poi non riesce a sfruttare quanto prodotto dall'ex Cus Palermo. Nettamente meglio questo secondo tempo rispetto ad un Marsala sterile e inoperoso dalle parti di Cascione. Occhio a questo errore di Scrozzo che regala la ripartenza al Marsala di 8 opportunità. Grande scivolata di Maranzano che salva e poi D'Amico allontana. Contatto regolare di Pulizzi, il lancio di Scrozzo a cercare Longo che va sul suo mancino a cercare Butera. Errore in uscita da parte del classe 95. Occhio a questo lancio, esce Cassione con i pugni, poi D'Amico commette fallo, deve stare attento perché ha ammonito. Prova a metterla giù, non c'è riuscito, poi D'Amico legge l'anticipo e apre il gioco da Giorgio Pulizzi. Prova ad andare all'1 contro 1, ancora Pulizzi in verticale, a cercare bene Butera che calcia! Esterno della rete. Rimessa giocata adesso a Maranzano, come sempre un giocatore del Marsala a terra, poi Viscuso atterrato. Rimessa Partinico, c'è ancora speranza, ci sono ancora minuti. Rimessa lunga di Maranzano, buona la sponda di Butera, il tiro e il miracolo di Barbera. Questa punizione battuta adesso, colpo di testa, palo, sulla ribattuta, e gol! E la rete di Gabriele Butera! E la rete di Gabriele Butera! Secondo gol, verde! Torna a segnare, dopo il gol all'Iccarezze, a tempo scaduto Butera! Viscuso, allontana Casumano, triplice Fisco, vince il Partinico Audace 1-0, esce sconfitto il Marsala. E quindi torna a ricandidarsi in zona playoff la squadra neroverde battendo una diretta concorrente, chiaramente in attesa di comprendere i risultati dagli altri campi, ma quello che conta è l'1-0 firmato Gabriele Butera. Abbiamo segnato, se non erro, a 2, 3, 4 minuti dalla fine, comunque siamo sempre lì, è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e quindi sono contento. Sono partite complicate. Abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore. Alla fine, non avendo Stassi fuori e Morana fuori, era difficile. Oggi ho cercato di inventare le punte, poi alla fine ho messo lui lì proprio per cercare di avere lui una delle sue sgroppate in accelerazione, e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento che il gol l'abbia fatto Toto Bonanno, che io stimo tantissimo come giocatore, però per alcune vicissitudini, una volta per un motivo, una volta per un altro, forse lui si sente poco importante per la nostra squadra, ma non è così, gliel'ho detto durante la settimana e le settimane precedenti, quindi sono contento che lui appena entrato ha portato questi 3 punti e che prenda coraggio anche lui, che è importante per noi come tutti gli altri. Ma noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo un sogno che lo vogliamo fare diventare realtà, quello di centrare i playoff. Io avevo detto all'inizio che le prime 5-6 partite delineavano le squadre che ambivano a questo importante obiettivo, e così è stato. Infatti ora siamo a metà del girone di ritorno e la classifica è molto delineata, e quindi c'è bagarre. Oggi, se i risultati sono confermati, il Marsala ha perso a Partinico, quindi siamo a 5 punti dalla quinta, ma domenica andiamo a Marsala, significa che il campionato non è mai chiuso. Ogni domenica ci saranno scontri diretti, ancora col San Giovanni Gemini, col Marsala, col Piana.
ce la dobbiamo giocare. È duro perché la classifica sembra corta, ma non è così. 2 settimane fa eravamo a 4 punti dalla Parma, ma poi abbiamo perso lì e adesso siamo a pari punti, così come il San Giovanni Gemmi. Sono tutte squadre attrezzatissime. Sappiamo le difficoltà che incontreremo a giocare contro queste squadre, però ce la metteremo tutta, il lavoro settimanale alla lunga paga e daremo battaglia anche noi fino alla fine. È brutto perché una di queste 6 squadre, anche se penso che San Vito e San Giorgio sono le accreditate a lottare per la vittoria del campionato, la Palmonval stessa secondo me ha avuto qualche problema di squalifiche, Carioto, erano le squadre più attrezzate per vincere questo campionato, le altre diciamo forse in termini di aspettative eravamo non interessati ad arrivare ai playoff e non alla vittoria del campionato. Sarà bagarre fino alla fine, noi ci crediamo, vogliamo centrare uno di questi 5 posti e ci impegneremo per farlo. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida. Non dovrebbero esserci stati dei cambi al momento, dunque confermate i 22 che hanno iniziato questa partita, risultato di 0-1 come potete benissimo vedere dai nostri teleschermi, ma siamo sicuri che ci stia seguendo fin dal primo tocco della partita. Baglione sul punto di battuta, inizia anche il secondo tempo con il rilancio di Capitan Ganci dalle parti di Mazzola, salta subito Corsale, poi va incontro alla palla, Mantegna, Bonanno con la testa, allontana Felice, poi allunga questo pallone la difesa con Baglione che lo fa suo. Chissà cosa avrà detto lo spogliatoio mister Santalucia, probabilmente non è contentissimo per la partita dei suoi ragazzi. Intanto Giordano lotta con Pace, lotta però in modo irregolare, dunque calcio di punizione. Nel frattempo nessun uomo in panchina si sta riscaldando né da una parte né dall'altra. Vedremo se magari tra qualche minuto ci sarà. Ricordiamo 35 minuti sono previsti. Ma Baglione sul punto di battuta sta guardando attentamente i propri compagni al centro dell'area di rigore. Pace molto largo, rimane dietro invece Ganci, soprattutto Saladino e Felice. Baglione va a lungo, non riesce a calciare, poi Pace con il destro, la palla che termina in out, non di molto, forse con il sinistro avrebbe potuto dire qualcosa in più Pace, dato invece con il piede forte, palla fuori. Non ha invece fretta di battere Gerlando Peri, che guadagna diversi secondi, saggiamente bisogna anche dire. Poi Mazzola pressa sempre e dà tanto fastidio alla difesa, poi può allontanare la difesa, lo fa adesso Bonanno, sempre molto utile il suo lavoro, spalla alla porta, prova a fare scattare, poi sulla velocità del compagno che entra dentro la rigore, Monte, poi Scarcella mette una pezza, poi non spazza il pallone, riesce a allontanarlo, adesso Cikuta, pallone viene intercettato, Baglione, può partire il numero 10, viene chiesto a lui adesso di mettere quella fantasia che tanto serve quest'oggi. Baglione, Pace, controllo con la punta, allontana poi come può Pace, palla che viene lasciata lì, Maniaci, palla che poi si impenna con Domenico che cerca di tagliare la strada a Mazzola, che effettivamente ci riesce. È stata buona qui la chiusura di Corsale, è stato provvidenziale perché ha intercettato quel pallone di Pace, poteva anche passare, c'erano sia Manegi che Mazzola pronti a scattare. Intanto Ganci allontana poi Caruso, allunga Cikuta, palla alta, Corsale si lamenta un po', voleva forse un fallo di Mazzola, ma la Monica sbaglia il controllo, poi Danna la controlla e si gira molto bene, poi va centrale, Bonanno la controlla, c'è l'inserimento di Baiamonte, non lo serve, Bonanno cerca invece una conclusione verso la porta, direttamente tra le braccia però di inserirlo, che blocca senza problemi. Rimessa lunga di Inserillo a cercare Mazzola che la controlla 2 volte poi con il braccio, ed è anche calcio di punizione, è stato spinto Mazzola,
Anche un po' fortunato l'attaccante perché l'aveva controllata con il braccio, ma c'è stata una spinta e dunque calcio di punizione. Andrà Baglione, che sui calci piazzati, come diciamo in ogni nostra telecronaca, è sempre un pericolo. Più volte ha calciato con qualità, trovando il gol o magari i legni, molto spesso accade. Nel frattempo si riscalda Riera, anche Tallarita, vediamo. Baglione probabilmente da qui calcerà e credo che l'invito da parte di tutto il pubblico sia lo stesso, quello di calciare da lì, perché Baglione ha un destro molto interessante. Baglione va verso la porta, palla troppo alta, questa volta non la prende bene, palla fuori, perché è un po' sconsolato il numero 10 con Insarillo che dice al compagno di non calciare ma di scaricare sui compagni, di cercare un traversone. Non è stato così però per l'attaccante. Intanto ganci, poi Maniaci, buon il controllo, buco intervento Caruso, palla che rimane lì, Pace con la punta, casca giù, Baglione può calciare sul sinistro, Baglione, la parata, palla che rimane lì, Mazzola con la testa, non sbaglia Mazzola, l'avevamo detto, mancava il gol a troppe partite, soltanto 3 gol non possono postare per uno come lui, e infatti fa il pareggio 1-1. Un gol d'attaccante vero, quello di Mazzola, che di testa si è avventato su questo tiro. Va bene Samu, dai, forza ragazzi, dai, ora il 2-1, dai, veloce. Ed è 1-1 il risultato dopo 40 minuti al quinto di gioco del secondo tempo. È arrivato il pareggio dell'Academy con Gabriele Mazzola, che quindi torna al gol e fa il suo numero 4 in zona marcatori. Giocata che però parte dai piedi sempre di Baglione, che aveva calciato con il sinistro. Intanto conclusione da fuori, Insarillo va in presa distendendosi ma non tocca il pallone. Dunque dicevamo come Baglione abbia realizzato non un assist, però comunque è entrato nell'azione del gol. Il livello da parte di Ettorigana, ottimo, una buona giocata parte sua, ma si continua chiaramente con Baglione e la Monica che cerca un dribbling, poi si scontra con Danna, si continua tutto ok, tutto regolare, poi Baiamonte cerca un appoggio, trova Danna adesso, una buona gara anche per il numero 5, va centrale per Bonanno, l'anticipo di Saladino perfetto e molto preciso adesso, rilancia per Maniaci, una grande palla, può arrivarci il 19, Maniaci salta l'uomo, può crossare, palla in mezzo per Mazzola, poi l'anticipo di Domenico. Ancora una volta grande azione per l'Academy con Saladino che aveva trovato una traiettoria molto interessante. Sarà calcio d'angolo con il solito Baglione sul punto di battuta, non ha trovato l'assist, dicevamo, però forse un mezzo assist perché il tiro era comunque suo. Poi parata di Peri che però forse qualcosa da farsi perdonare perché il tiro era sì potente però non molto preciso. Baglione, cross in mezzo, palla che rimane lì, poi la Monica calcia male però, da buona posizione, poi mister Santa Lucia un po' si arrabbia con il proprio calciatore, tendo di calciare forse sull'altro palo e non sul primo, per avere anche maggiori possibilità di trovare la porta. Caruso allontana dalle parti di testa, che ha fatto un grande primo tempo, adesso un po' in ombra in questo secondo, si gira con il tacco, non può nulla Maniaci. Adesso si appoggia su Bruno, palla di ritorno centrale, capisce tutto però in anticipo Samuele Ganci che si appoggia, sbaglia la Monica, adesso un po' troppi errori per il numero 8, palla per Bonanno, lo fronteggia Saladino che poi lo tocca, mette anche in calcio d'angolo, invece no perché rimessa dal fondo con Bonanno che voleva l'ultimo tocco da parte del difensore, sembrava effettivamente così da qui, però c'è di gara che ha visto invece un ultimo tocco dell'attaccante e dunque rimessa dal fondo. Nel frattempo Tallarita è pronto ad entrare al posto di La Monica, questo è il cambio, abbiamo sentito, però c'è anche un cambio per il Ciaculli perché inizia la partita da parte di Samuel Vinci, entra anche, come ha detto Caravello, prima al posto di chi? Intanto Vinci al posto di Domenico, questo è il primo cambio per il Ciaculli, invece Caravello e Tallarita entreranno per La Monica e vediamo per chi? Per Maniaci.
Una buona gara comunque quella di Vito Maniaci, una buonissima partita. Corso tanto, adesso invece si cerca la freschezza da parte di Caravello. Tallarita invece prenderà il posto di La Monica. Gara forse non positiva per il numero 8, che era anche partito bene, poi però qualcosa non ha funzionato. Infatti qualche errore di troppo poi nella seconda parte di gioco hanno portato anche al cambio. Intanto Ganci, rilancio lungo per Caravello, la tocca testa. Adesso dovrebbe essere Vinci come penalty a 4 adesso, che testa fa il terzino. Mazzola si gira, si appoggia centrale, Baglione calcia subito. Ha provato questo tiro, la prende forse un po' troppo con la parte prossimale del piede e di fatti termina fuori. Tiro non ottimale per Giuseppe Baglione, che però sta cercando di scaldare il suo piede. Quando uno come lui cerca di scaldare il piede significa veramente soltanto una cosa, ovvero che vuole trovare il gol. Baglione allarga, Pace, l'anticipo di Giordano, poi Baglione si mette davanti, Ganci, il rilancio per Mazzola che è in vantaggio, poi l'intervento di Corsale molto preciso, riesce comunque a servire il compagno, poi Pace invece anticipa, scivola Giordano ma si continua. Pace, poi il contrasto con Giordano che scivolata riesce a recuperare alla chiusura non è precisissima di qualche istante fa. Pace, dopo il passaggio di Felice, prova a rientrare Giordano, va giù, ma chiaramente tutto ok. Non arriva Vinci, poi c'è l'anticipo di Scarcella che si autolancia da solo, potrebbe calciare, poi si appoggia Tallarita, con il passaggio viene intercettato, palla ancora contesa con Cicuta che prova anche una conclusione. Per poco non si spegne in porta. Ha fatto bene a provarci, ma probabilmente era un anticipo quello di Cicuta, non un tiro. Nel frattempo sta continuando il riscaldamento Riera, però forse si è congelato in realtà il cambio. Palla fuori, sarà rimessa con le mani con Caravello che vede Tallarita vicino a lui ma non lo serve, lascia la battuta, poi a Cicuta con le mani, si gioca sempre sul lato di destra, anche se in questo secondo tempo ho visto un po' più azioni sulla sinistra. Caravello la controlla, va sul destro, cerca il cross, viene fermato, poi Caravello ancora prova ad incunearsi in mezzo alla difesa avversaria, ha avuto 46 di gioco. Mazzola, poi Caravello si complica un po' la vita, va sul fondo, riesce anche a crossare, sarà rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è stato un po' di Caravello che dunque si è portato la palla fuori e non crossando. Adesso è Peri che però lascia a Corsale che va corto. Qui sbaglia il retropassaggio, Mazzola, Tallarita cerca la conclusione, un errore non da lui, poi Baglione la protegge per qualche istante, cerca il dribbling ma Testa fa una grande chiusura, poi trova il passaggio sul compagno che si autolancia, molto veloce qui Bruno, la tocca con la punta, anzi Mantegna, chiedo scusa. Poi molto largo Bonanno che cerca la giocata ma viene chiuso da Saladino che sempre è molto preciso, poi non vuole concedere nemmeno la rimessa, infatti la difende con i denti e trova infatti l'ultimo tocco proprio dell'attaccante, quindi rimessa con le mani. Saladino, tacco di Tallarita, poi allontana Ganci, palla che si impenna, Caravello con il mancino, non è precisissimo, riesce comunque a servire Mazzola, palla verso Baglione, c'è il taglio di Pace, lo prova a servire con il mancino, non è preciso però Baglione, palla infatti in rimessa, anzi no, chiaramente la palla non è uscita, chiedo scusa. Peri, Bonanno di testa, salta sempre in alto, Scarcella, poi Ganci, palla con il mancino a cercare Pace di prima, Baglione di prima anche lui per Mazzola, aggancio perfetto, poi Felice ha messo un po' in controtempo, riesce comunque a trovare il compagno, Mazzola destro sinistro, palla fuori. Stai guardando, andiamo a prenderci l'uomo dentro. Pagliamonte di testa lunga, poi Bonanno, c'è il raddoppio
che non funziona di Scarcella, funziona quello di Saladino, che però commette fallo. Calcio di punizione, minuto 48. Non è d'accordo Scarcella, che infatti è abbastanza una mimica abbastanza palese. Dice che non è d'accordo. E calcio di punizione con Bonanno sul punto di battuta. Ma il motivo della punizione? Ci sono due uomini in barriera, Ganci e Talarita. Adesso invece c'è anche Felice. Sta contando i passi qui Bonanno, che ha già trovato un grande gol di testa. Non si cercherà la porta. Bonanno cerca il tiro in porta, palla che termina fuori con Inzerillo che l'ha battezzata serenamente in out. La palla è scesa in realtà all'ultimo. Adesso sarà Saladino sul punto di battuta. Vediamo se c'è un cambio di pallone che deve essere fatto. Infatti il preparatore atletico Leonardo Mazzola in questo caso cambia il pallone e andrà Saladino. Palla lunga, saltata la rita, in testa a Bruno, poi Ganci la riporta in avanti, quasi un ping pong. Adesso va a rientrare, lo fa bene con questa giocata. Bonanno cerca Vinci ma non lo trova, poi chiude in anticipo Saladino, Tallarita vuole lanciare i compagni, palla che viene accompagnata poi con l'uscita di Pere. Pace stava quasi per arrivare, ma si era un po' disinteressato, in realtà non credeva nell'errore del squadra avversaria. Intanto mancano 20 minuti alla fine della partita, 1-1 il risultato, minuto 50. Baglione con il sinistro prova a lanciare, un po' troppi errori per Baglione. Palla alta per Bonanno che la controlla contro Cicuta, riesce forse anche a toccarla, poi Saladino mette in rimessa laterale, non vuole rischiare nulla in questo caso il difensore. C'era Bonanno che effettivamente quest'oggi sta facendo tanta paura alla squadra avversaria con il suo fisico, i suoi stacchi di testa. Bonanno spalla alla porta, vuole girarsi, riesce anche bene, poi l'ultimo tocco è del difensore, quindi calcio d'angolo. Nel frattempo si riscalda qualcuno sulla... Sì, si continua a riscaldare Riera, che potrebbe fare il suo ingresso in campo, forse come terzino al posto di Cicuta, vediamo. Flavio! In due, Flavio! Sarà quindi calcio d'angolo con testa sul punto di battuta, alza il braccio, chiamare forse uno schema, va in mezzo, palla che finisce però tra le braccia di Inzerello che blocca, guarda Pace, adesso va a lungo, cercare invece Mazzola, aggancio ottimo da parte dell'attaccante che la controlla, Tallarita, cambia gioco per Pace, male questa volta che Giordano in anticipo, poi la tocca Bruno e favorisce il rilancio di testa per Bonanno che però è in posizione di fuorigioco, lo sa e infatti lo scatta. Inzerello di testa, poi Caravello non la controlla questa volta Mazzola, allontana Corsale, poi Tallarita, buona qui la sua giocata con personalità, cerca l'entrato Caravello che lotta sull'out contro testa, è veloce ed è anche fresco, può saltarlo qui Caravello, infatti rientra due volte, poi l'ultimo tocco è della difesa e quindi rimessa laterale. Cicuta sbaglia la rimessa, poi palla che rimbalza, Saladino di testa favorisce l'intervento di Capitan Ganci che alza anche lui il pallone, adesso tanti palloni lunghi, poi Ganci sbraccia un po' con Vinci rischiando, Baglione, Pace di prima, Mazzola si gira benissimo, Mazzola cerca un passaggio per Baglione, arriva a calciare Baglione, non trova il pallone col mancino, se l'era quasi creata da solo, poi chiedeva un calcio d'angolo e non, infatti viene ravvisato anche dal direttore di gara. Dunque un tiro di Mazzola sporcato che è diventato quasi un assist per Baglione,
che non è riuscito a calciare né col destro né con il sinistro. C'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo. Baglione sulle punte di battuta troverà probabilmente un traversone in mezzo. Cross sul secondo palo di testa, Caravello stacca bene, ma non riesce ad impattare, anche complice l'uscita di Peri che lo ha infastidito quel poco che bastava per non consentirgli lo stacco di testa pulito, e dunque rimessa dal fondo. Caruso probabilmente lungo, adesso non batte più Peri, qualche errore di troppo per il portiere, infatti va il difensore, non la controlla bene Tallarita. Minuto 54 di gioco, mancano 16 minuti, 1-1 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali sportivi. Siamo sicuri che ci stia seguendo fin dal primo pallone. Intanto si leva i parastinchi in questo caso Dan, perché ha preso una botta. Rimessa con le mani, Ganci la tocca, intanto rientra in campo anche Dan, che si è medicato tempo record, così al pit stop. Ricordiamo, sono 29 i punti per l'Academy, 20 invece per il Ciaculli, con un pareggio andrebbero rispettivamente a 30 e 21. Intanto calcio di rigore, fallo su Bonanno. Non è d'accordo la squadra di casa, ma detto rigore è molto sicuro di sé. Calcio di rigore, adesso vediamo chi andrà a battere. La squadra va da Bonanno, che sta facendo una partita impressionante. Un gol, un rigore procurato. Forse una trattenuta, ma dovremmo riguardare le immagini per capire bene cosa fischia il direttore di gara. Intanto calcio di rigore con Bonanno che viene caricato anche dal compagno da testa. Forse poteva anche essere in realtà il battitore prescelto, ma così non è stato, quindi va Bonanno che in corsa corta apre il piattone, batte il Cirillo ed è 1-2 il risultato. L'esultanza, doppietta personale per l'attaccante che fa 1-2. Dai! Forza! Cioè, quelli che nel secondo tempo non stava attaccando tanto, però nelle pochissime occasioni, anzi nell'unica occasione probabilmente riesce a battere il portiere con un'ottima giocata. Nel frattempo mister Santorcià molto arrabbiato con i suoi ragazzi. Nel frattempo Baglione alza la sua posizione sulla tre quarti per aumentare la potenza offensiva e le trame probabilmente. Felice, poi Mazzola, fermato, tocco con il braccio, calcio di punizione, e adesso ci aspettiamo un tiro di Giuseppe Baglione. Sulle punte di battuta vediamo sempre il solito Baglione, sta toccando il pallone, lo sta sistemando. Sta contando i passi. Guarda la porta, intanto sta sistemando la barriera Peri con 3 uomini, però forse Bonanno si stacca, vediamo. Rimane soltanto Vinci come giocatore offensivo. Adesso ritorna Baglione, va con il destro, la prende ancora una volta male. Seconda punizione non calciata, come invece ci ha abituato molto spesso questo calciatore. Anche lui oggi non è forse nel momento più brillante della sua stagione. Adesso sale la pressione con Baglione e Mazzola, gli uomini più offensivi, Pace e Caravello larghi, mentre invece Tallarita e Ganci a giocare con una mediana a 2. Poi la difesa è formata sempre da Saladino e Scarcella. Intanto calcio di punizione, fallo di Bonanno su Saladino che batte rapidamente Tallarita. Lungo un po' il pallone, poi viene trattenuto da Baiamonte, arriva anche un cartellino giallo. Con Tallarita che va sul punto di battuta, ci immaginiamo
forse un cross, però in realtà Tallarita è un giocatore che ha un piede che potrebbe trovare anche la porta da qui, e credo che uno come Tallarita non se lo faccia ripetere 2 volte. Vediamo se sfrutterà questa occasione con un tiro, perché siamo molto distanti, però sappiamo che ha un tiro dalla grande gittata. 2 uomini in barriera intanto, Bajamonte e Danna per Peri. Tallarita va corto male, allunga, anzi allontana Bonanno. Sarà quindi rimessa con le mani per l'Academy, con Felice. Trova Mazzola, si gira molto bene Mazzola, sguscia via, prova a calciare, indicazione. Poi palla in rimessa laterale, nemmeno in calcio d'angolo. Sarà possesso anche per la formazione ospite, che quindi guadagna qualche secondo. Datevi a terra, chi se vi regala un regolo anche a noi. Rimessa di testa a cercare lo stacco del solito Bonanno che lotta contro tutti, allontana poi Caravello. Pace, si vuole il difensore, Pace, guarda la testa, un sinistro! Cerca il primo palo e decide male questa volta Pace, che poteva sicuramente cercare il secondo palo o forse appoggiare il pallone a Mazzola e Baglione che erano vicini a lui. Palla fuori. Nel frattempo è pronto un altro cambio con Bajamonte che lascia il terreno di gioco. C'è l'ingresso in campo, adesso vediamo. Fuori Bajamonte, abbiamo detto. E adesso non è un numero 6, forse è un numero... Non si è capito in realtà che numero sia, perché ha lo scotch dietro, probabilmente per modificare la maglietta, perché è una maglia numero 6 ma modificata. Intanto pallone che viene allontanato. Tallarita, testa, buona questa giocata, poi allontana Giordano senza badare allo stile, la tocca, poi danno anticipato, Tallarita, scontra a centrocampo, Tallarita ancora una volta, in mezzo a 2, passa Tallarita con l'esterno, apre dalle parti di Pace che la controlla con la suola, poi riesce anche a rientrare, ma deve fare i conti con la difesa, con Corsale che è bravissimo questo. Occhio, occhio! Ando, i pugni no! Le marcature! Le marcature! Sarà calcio d'angolo con Baglione che cerca i compagni in mezzo, esce Peri un po' a vuoto con Tallarita che non riesce ad impattare di testa, poi la conclusione di Cicuta che si abbassa all'ultimo, mani tra i capelli per lui, è molto difficile però va bene comunque a provarci. Nel tempo minuto 62 di gioco, mancano 8 minuti alla fine della partita, si riscalda ancora Riera che ormai è pronto da diversi minuti ma sta continuando, adesso un po' di stretching per il calciatore, poi probabilmente per gli ultimi minuti entrerà in campo. Cicota di testa, Tallarita e da solo si gira e lo sa, infatti serve Pace, poi allontana Giordano senza badare allo stile anche lui, scarcera di testa Ganci, prova a controllarla, lo fa adesso, poi prova a girarsi, fermato. Sarà calcio di punizione con Baglione sul punto di battuta, guarda i compagni al centro questa volta, però ci immaginiamo un traversone perché le prime 2 conclusioni non sono state positive, calciando anche piuttosto male e con conclusioni sicuramente non da lui. Rimane dietro soltanto Felice con Inserillo. Baglione cerca il cross in mezzo, la tocca poi Saladino che allunga,
Mazzola stava per scattare, ma era un pallone molto complicato da andare a prendere, quindi rimane così. 1-2 il risultato, rimessa dal fondo con Peri che lascia come sempre a Caruso, la sistema. Adesso si leva la giacca anche Riera, che quindi farà il suo ingresso probabilmente al posto di Cicuta, vediamo. Testa Caravello, poi Mazzola lotta contro 3 avversari, come sempre mette il 100% Mazzola, che prende forse anche un calcio, nessun fallo però. Poi Bonanno contro Saladino e Cicuta, riesce anche a passare. Bonanno non contro Scarcella, fa una buona chiusura, poi allunga il pallone, la regala però ai piedi di Danna. Si continua, scontro, poi cercare sempre Bonanno. Saladino però controlla senza problemi, minuto 64, mancano 6 minuti, poi recupero. Saladino, Tallarità, prova la conclusione da fuori, Peri la blocca. Ha fatto bene a provarci, però forse poteva anche avanzare qualche metro. Poi Peri blocca, guadagna qualche secondo e va lunghissimo a cercare sempre Bonanno che la controlla perfettamente. Un lavoro eccezionale da parte dell'attaccante, lascia lì a Vinci. Adesso Danna, palla di ritorno, Bonanno di prima, sbaglia il passaggio, forse uno dei primissimi errori della sua partita. Tallarita cambia con personale dal campo, lo fa male. Deve il cambio, fuori Cicuta, dentro Riera. E adesso cambia forse anche il modulo, con Felice che giocherà come terzo di difesa. Dunque Saladino, Scarcella e Felice. Riera invece giocherà largo a destra. Intanto applausi per Cicuta, buona gara per lui, è stato anche il gol in 2 occasioni, non ha particolari colpe poi sul resto. Minuto 65 di gioco, mancano 5 minuti, poi qualcosa da recuperare. Baglione, palla lunga a cercare la velocità di Caravello, che fresco, si ferma con il tacco, si gira, Baglione la controlla per Mazzola, anticipato, poi ancora Mazzola se la va a riconquistare, non appoggia il pallone, infatti sbaglia. Ganci, il dribbling, guarda la porta, è sul destro, può calciare, Ganci cerca il pallone in mezzo e poi non la tocca nessuno, un mix tra un tiro e un cross, quello di Ganci, palla però che termina fuori, ma più di un brivido per il Ciaculli. Appena abbiamo la palla noi sempre su. Venni. Nel frattempo però non c'è un cambio modulo perché Riera gioca come terzino. Abbiamo capito di sì in realtà dalle impostazioni di mister Santa Lucia. Intanto tacco di Tallarita, è entrato bene in partita, poi Felice la tocca con l'addome, la controlla, cerca la giocata, non riesce a passare. Felice non perde tempo, Mazzola la controlla male, poi Vinci, Scarcella in anticipo, si concede anche il dribbling su Vinci, allarga per Baglione che è centrale, in mezzo a 2, Baglione fa tutto solo, va giù, calcio di punizione e questa però è la mattonella di Baglione. Qui sicuramente il 10 vuole calciare in porta, c'è anche Tallarita però è un po' disinteressato, infatti sa bene che da lì Baglione vuole la porta. Ha calciato decisamente male nelle prime 2 punizioni, però adesso ha la possibilità di cambiare un po' gli esiti. Adesso si sistema la barriera con 3 uomini, vediamo Bonanno, Danna e Bruno dovrebbe essere. Baglione cerca la precisione, poi la blocca addirittura Peri, l'aveva calciata bene questa volta con un ottimo effetto, ma forse un po' troppo piano questa volta. Una grande prestazione anche da parte del portiere. Testa Scarcella, poi Tallarita, Ganci. Tocca a Ganci, adesso Caravello che prova a lanciarsi da solo, buona la sua giocata, Caravello apre con il sinistro, chiude la difesa, c'era il taglio di Mazzola, poi lottano Bonanno con, in questo caso
Saladino che guadagna anche il calcio di punizione, batte rapidamente per Riera, va a rientrare Riera in mezzo a due, vuole sfondare tutto su quella fascia ma non riesce. Tallarita la difende con il fisico, c'è largo Felice, mi è servito adesso, la controlla con il destro, adesso Mancino, tacco sbagliato di Felice, la tiene in campo per Mazzola, allontana la difesa. Felice di testa, Tallarita proprio una conclusione addirittura, vedendo tanto. Scarcella, rilancia in avanti, allontana la difesa, poi i ganci e poi la parata di Pere che non se la fa scappare questa volta. C'era Baglione pronto a intervenire in tap-in. Frattempo manca sempre meno alla fine della partita. Siamo al minuto 69 di gioco, manca un minuto, poi recupero. Tacco di Mantegna. Poi Bruno per Bonanno, sempre molto largo, prova a rientrare, non salta però Saladino. Poi palla in mezzo con la sfera che viene bloccata da Inserillo che va subito al rilancio in avanti. Caravello di testa non la tocca invece Caruso che allontana. Poi il controllo forse con un braccio, non per Rica, la palla che termina fuori con Giordano che allontana anche la sfera, rischia tanto, infatti cartellino anche per lui. Ed era già ammonito, dunque vediamo. No, non era ammonito, sembra di Togara stesse estraendo anche il cartellino rosso dal taschino, invece era semplicemente il taccuino. Finisce sul punto di battuta, però si è preso diversi metri perché in realtà era molti metri indietro. Sono 3 minuti alla fine della partita, dunque fino al 73esimo si giocherà questa sfida. Felice va lungo con le mani, testa Mazzola, la tocca Baglione contro la calcia e poi Peri la tocca, palla che va rimbalzato all'ultimo probabilmente, però Peri si è fatto trovare prontissimo con questo tuffo. Palla in calcio d'angolo, sempre Baglione sul punto di battuta che si è acceso in questi minuti finali nella zona Cesarini. Baglione cerca il traversone in mezzo, trova il capenza però del suo avversario, poi Tallarita, Felice allunga, Pace, palla che rimane lì, Scarcella, la controlla, ma Mazzola non arriva, va giù la difesa, ma si continua con Bonanno che allunga per Mantegna, c'è dall'altra parte Vinci, va a rientrare con Riera che chiude tutto, poi la controlla Felice, destro-sinistro, trova con il mancino Ganci, la controlla con il petto, sterzata, lascia lì a Felice, anzi a Riera, chiedo scusa, palla allargata per Caravello, non è fuori gioco, si continua, cross dentro, calcio d'angolo. Questi sono minuti di fuoco, intanto il rilancio anche del signor Pietro Ganci per velocizzare, i dirigenti chiaramente, per velocizzare la battuta di questo calcio d'angolo, perché Baglione sta toccando la sfera, Riera rimane l'unico indietro con Tallarita a rimorchio. Baglione scivola, Mazzola di testa, poi Peri la blocca. Una volta una grande capacità di bloccare il pallone per questo portiere. Una grande prestazione per il portiere che poi guadagna qualche secondo, minuto 72, manca un minuto, 60 secondi solamente al fischio finale. Saladino allontana, poi la controlla Bruno, gliela ruba Ganci, Tallarita, poi il taglio di Pace, però palla che viene portata all'esterno e in out da Giordano, che lui una buonissima gara. Nel frattempo ci arriva anche un suggerimento perché non capiamo il numero di maglia di Pusateri che indossa la numero 16, quindi lo scotch indica l'1 a quanto pare, il 6 invece quello che rimane, poi testa lotta, palla che rimane lì, Mazzola, il rimpallo favorisce Pace, c'è ancora spazio per un'ultima occasione, mancano 20 secondi, Pace rientra sul destro, può calciare, calcio in porta, strozza troppo sul primo palo, palla fuori, poi guarda il cronometro il direttore di gara perché adesso
Probabilmente su questo rinvio potrebbe terminare anche la sfida. Perché sono 38 minuti di questo primo tempo, di questo secondo tempo, chiedo scusa. Va lungo, più lontano che può. Testa. Danna, Tallarita la controlla, Ganci può allargare il gioco, lo fa, forse chiedendo un po' troppo a Francesco Riera, che è vero che è fresco, ma era molto difficile e poi va bene così. Finisce la partita dopo 73 minuti, 1-2 risultato, vittoria per il Ciaculli, sconfigge invece, è sconfitta quindi per l'Academy Palermo Calcio, che perde in casa dopo una grande vittoria in trasferta contro il Team Calcio con il risultato di 1-2. Ma intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.